Il primo effetto già c'è. Dallo Stato in vendita sul mercato al miglior offerente Palazzo Diedo, l'edificio seicentesco che si affaccia sul Canal Grande nei sestieri di Santa Croce. Inevitabile che anche Venezia finisca nel piano di dismissione degli edifici pubblici voluto dal governo fra le misure di austerity. La spending review e legge, si cercano introiti per rimpolpare le casse dello Stato e misure per risparmiare. E in laguna, mentre la battaglia fra centro-sinistra e centrodestra si concentra sul caso province abolite, c'è anche quella che viene già definita la spending review in salsa veneta. Taglio dei premi ai dirigenti regionali. L'annuncio a sorpresa ieri del governatore Luca Zaia rinfocola le braccia del dibattito. Da una parte il sostegno di Lega Nord e PDL, e c'è anche chi nel centrodestra spinge per ulteriori sforbiciate, non solo sui premi. Il taglio sugli stipendi dei dirigenti. Perché dove è scritto che un dirigente deve prendere dai 140.000 euro ai 200.000 euro all'anno? Tuttavia il fronte dei dubbi non manca. Ecco un'altra classica modalità di Luca Zaia, è il commento ironico del capogruppo del PD in regione Laura Puppato. Stralcia i contratti per avere un effetto mediatico. Un conto, continua la Puppato, è ottenere che venga fissato un tetto massimo di spesa per gli stipendi dei dirigenti, soluzione che è arrivata grazie all'intervento del PD Veneto in Senato. Un'altra è decidere di cambiare la norma di un contratto unilateralmente. Il rischio, continua, è che invece di risparmiare dovremo far fronte a spese legali, uno scenario da più parti condiviso. Era meglio probabilmente trovarsi con i dirigenti e discutere e accordarsi, magari su un premio ridotto. Avrebbe avuto lo stesso un effetto psicologico importante, avrebbe dato un segnale lo stesso importante, ma probabilmente non ci sarebbero stati i ricorsi che probabilmente ci saranno, perché era stabilito contrattualmente questo premio. Ma la voglia di austerity non si ferma e mentre rimane sempre in ballo il caso della vendita di Palazzo Labia, sede regionale della RAI, Renato Boraso allarga il bersaglio dei tagli da mettere in piedi. Oltre che i tagli sui costi delle sedi, bisognerebbe porsi anche il taglio dei costi degli stipendi della RAI, che hanno raggiunto una cifra insostenibile. E non si risparmia la provocazione. È inaccettabile che in un paese in cui molte persone vivono con 400 euro al mese ci siano stipendi da 300, 400, 500 mila euro gestiti con soldi pubblici versati con il canone. Se serve, scioppereremo anche nel pagamento del canone.